Continuano le proteste che investono l'isola per il reddito di cittadinanza tolto con l'avviso di un freddo SMS da parte dell'INPS. Sono 169.000 le famiglie beneficiarie di reddito di cittadinanza che hanno ricevuto dall'INPS il messaggio di sospensione del sussidio dallo scorso 1° agosto, poiché sono considerati nuclei occupabili nei quali non ci sono componenti disabili, minori o che superano i 65 anni, come prevede la nuova normativa. La legge di bilancio 2023 ha infatti fissato per questi nuclei il limite di 7 mesi per poter percepire il sussidio. Dunque anche il 1° settembre altre famiglie e nuclei familiari perderanno il sostegno. Lo stesso accadrà nei mesi successivi alla scadenza del 7° mese. Tutto ciò che è in attesa che dal 1° settembre queste persone possono essere prese in carico dal nuovo strumento supporto di formazione lavoro introdotto dal decreto legge lavoro, ricevendo 350 euro al massimo per 12 mesi, mentre parteciperanno a dei corsi formativi. Prime stime prevedono che a settembre saranno 88.000 i nuclei presi in carico dai centri per l'impiego. Intanto c'è allarme tra i sindaci siciliani per l'interruzione dell'erogazione del reddito di cittadinanza ad alcune fasce di percettori. Interviene l'assessore Albano: ho ricevuto molte telefonate nelle ultime ore, per questo col collega delle autonomie locali Andrea Messina abbiamo sentito l'esigenza di organizzare un incontro con il rappresentante dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, per ascoltare il loro punto di vista e vedere come il mio assessorato possa essere vicino ai problemi emergenziali della comunità locale. Questo quanto dichiarato per l'appunto dall'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccio Albano. Ritengo inoltre, prosegue l'esponente del governo Schifani, che sia utile coinvolgere le organizzazioni sindacali su argomenti così vasti e importanti per molte famiglie. È dovere di ogni politico dare ascolto e avere la capacità di riflettere e di rendersi disponibile laddove ci sia una domanda urgente e sentita che viene dalle fasce della società più fragili.